Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta, puntualissimi, ma partiamo dai titoli. Protesta ad oltranza degli ossi idonei iscritti in graduatoria davanti agli uffici della cittadella regionale a Catanzaro che chiedono l'assunzione dopo le deliberazioni commissariali. 120 milioni di euro per valorizzare i porti calabresi, l'annuncio del presidente Oliverio, ma è già polemica. 12 indagati a Cassano allo Ionio, fra cui l'ex sindaco ricandidato Gianni Papasso, atti interlocutori, precisa il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla. Sarebbe la gelosia il movente dell'omicidio dell'ex agente penitenziario ucciso a Lamezia, fermato un uomo di 54 anni, ex marito della donna che da qualche tempo aveva una relazione con la vittima. Decapitata la statua del bambinello Gesù che la Madonna tiene in braccio a Castrovillari, accaduto nel piazzale del santuario della Madonna del Castello. È la seconda volta che succede. Il rettore perdona i vandali. Hanno consegnato dei doni ai bambini ricoverati in pediatria all'Annunziata di Cosenza, alcuni motociclisti di un club di Montalto, per l'iniziativa Regaliamo un sorriso, seconda edizione. Sinergia di Comune di Cosenza e Coldiretti per la nascita del mercato urbano, prodotti a chilometro zero ma anche attività didattiche. E Gianluca Grassadoni è il sostituto di Gaetano Auteri, chiamato a risollevare le sorti del Catanzaro, per il tecnico un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo. Ancora buonasera, ben ritrovati con questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli. In apertura parliamo di lavoro, in particolare di sanità, con una nuova protesta, questa volta ad oltranza degli OS idonei iscritti nella graduatoria che chiedono l'assunzione dopo le deliberazioni commissariali. Le aziende continuano ad ignorare gli input di Cotticelli. Sono una presenza fissa ormai davanti al Palazzo della Regione a Catanzaro. Gli idonei della graduatoria OS non mollano perché sono convinti della bontà delle proprie ragioni e chiedono risposte, o meglio l'assunzione. Già perché di promesse ne hanno già sentite tante e anche supportate da deliberazioni e disposizioni da parte della struttura commissariale che a più riprese ha spinto per l'utilizzo delle graduatorie per rimpinguare gli organici degli ospedali calabresi. Con la lettera del 2 ottobre 2019, ad esempio, firmata dallo stesso commissario, tutte le aziende sanitarie sono state autorizzate all'assunzione a tempo indeterminato per i posti decretati, tra i quali 196 OS, ma ad oggi nessuna di queste aziende ha provveduto ad assumere nonostante la forte carenza di personale sanitario e la sospensione di tutte le altre procedure concorsuali. Manifestare e capire come mai dopo il decreto 135 non sono partite le assunzioni praticamente, solo questo, cioè alla fine non ho niente di difficile da capire per nessuno, insomma non c'è una problematica insormontabile su cui ragionare. Noi siamo infermieri e osso oggi qui e ci siamo arrivati normalmente, non siamo né politici né direttori sanitari. Per logica, per matematica si presuppone che se uno è a posto con il personale non c'è bisogno di chiudere un reparto, 2 reparti, 3 reparti e quindi che non ci vada di mezzo il povero cittadino malato. Gli OS non si rassegnano, ma certo si sentono abbandonati e mostrano sbigottimento rispetto a una vicenda che per logica dovrebbe risolversi facilmente e invece continua ad essere intricata. Continueranno a chiedere anche nei prossimi giorni ai dirigenti sanitari delle varie ASP e aziende ospedaliere regionali che vengano messe in atto le direttive del generale Cotticelli secondo le modalità procedurali prescritte dalla legge. Noi siamo così e non siamo appoggiati da nessuno, stiamo cercando di fare nel nostro piccolo una manifestazione, qualcosa, veniamo qui ogni giorno per cercare di informarci da soli, perché non abbiamo un aggancio, un appoggio che ci indichi come muoverci, cosa fare, come magari non lo so se ce l'hanno gli altri. Noi ci stiamo muovendo da soli perché non sappiamo come fare. E sono 120 milioni di euro utilizzati per valorizzare i porti calabresi. L'annuncio è del governatore oggi a Catanzaro, ma è già polemica. Dimenticati, denuncia il consigliere Gianluca Gallo, i laghi di Sibari.
120 milioni di euro è l'investimento sui porti calabresi, lo annuncia il governatore a Catanzaro nel corso del seminario tecnico-scientifico sui porti regionali nell'ambito del programma di azione e coesione. La nostra regione, gli 800 chilometri di costa, ha un'opportunità da sfruttare. L'intento è recuperare, lo ha detto chiaro il presidente Oliverio, ritardi decennali nel settore della portualità. Noi abbiamo investito molto su Gioia Tauro, abbiamo investito sulla portualità classificata nazionale, mi riferisco ai porti di Corigliano, di Crotone, di Vibo, di Villa San Giovanni, di Reggio Calabria, e abbiamo programmato investimenti importanti sulla portualità regionale. Abbiamo già finanziato 10 porti o per adeguamento, per miglioramento, eccetera, tra cui il porto di Catanzaro, dove siamo qui oggi, per 20 milioni di euro, e c'è un nuovo bando per finanziarne altri 20 porti. Un dato: la Calabria rispetto al potenziale dei posti barca ne ha la metà, abbiamo 4.300 posti barca a fronte di una necessità di almeno 8.600, 9.000, quindi in questa direzione gli investimenti che abbiamo messo in campo consentiranno di recuperare un ritardo. E non mancano le polemiche. Il consigliere regionale della Casa delle Libertà Gianluca Gallo denuncia neppure un centesimo per i laghi di Sibari. Il porto Sibarita e il suo canale normativamente riconosciuto quale via navigabile di quarta classe. Chiederò, fa sapere Gallo, che della questione si discuta in Consiglio regionale. La cronaca adesso, con 12 indagati a Cassano allo Ionio, fra cui l'ex sindaco ricandidato Gianni Papasso. Atti interlocutori, precisa il procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla. Il procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, chiarisce: sono atti interlocutori, ma il caso fa rumore. A Cassano allo Ionio, dove sono stati notificati 12 avvisi di conclusione indagine in relazione all'inchiesta sugli appalti avviata dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale della cittadina della Sibaritide, avvenuto nel novembre del 2017 per presunte infiltrazioni mafiose. Tra gli indagati figura anche l'ex sindaco di Cassano allo Ionio, Giovanni Papasso, nuovamente candidato alla guida del municipio per le amministrative, in programma il 10 novembre. L'accusa, tra l'altro, è di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Indagati anche Antonio Fassanella, segretario generale del comune di Cassano, Nicola Bruno, architetto, l'ingegnere Mario Innocenzo Rummolo, il geometra Francesco Garofalo e Francesco Sarubbo, in qualità all'epoca dei fatti di tecnici e dipendenti della Casa Comunale. Gli imprenditori Maria Serena Garofalo, Davide Maritato, Salvatore Maritato, Cosimo Damiano Maritato, Salvatore Maritato di 64 anni e Salvatore Maritato di 39 anni. Adesso attendiamo, ha dichiarato all'Agi Facciolla, la difesa degli indagati e le loro documentazioni. Riparleremo di questa vicenda tra un mesetto. E in poche ore i carabinieri di Lamezia Terme hanno chiuso il cerchio. Sarebbe la gelosia il movente dell'omicidio dell'ex agente penitenziario ucciso proprio a Lamezia, fermato un uomo di 54 anni, ex marito della donna, che da qualche tempo aveva una relazione proprio con la vittima. Ha confessato l'assassino dell'ex agente di polizia penitenziaria Angelo Pino, ucciso nella notte tra sabato e domenica a San Biase. Movente dell'omicidio, la gelosia. Le indagini coordinate alla Procura di Lamezia e condotte dai carabinieri hanno consentito in poche ore di risolvere il giallo. A sparare quella notte Giuseppe Guadagnuolo, lametino 54enne, che non accettava la fine della relazione con l'ex moglie, della quale si era separato da alcuni mesi. La donna aveva trascorso il sabato sera con la vittima, non immaginava però di essere pedinata dal suo ex. Al termine della serata i due si sono salutati ed è stato allora che Guadagnuolo è entrato in azione. Ha seguito il suo rivale in amore, che alla guida della sua auto stava ritornando a casa. Lo ha fermato per strada. L'ex agente di polizia penitenziaria ha accostato l'auto e a quel punto Guadagnuolo ha sparato 3 colpi di pistola che non hanno lasciato scampo alla vittima. L'autore dell'omicidio è stato individuato nell'arco di poche ore grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcuni negozi della zona.
zona. Un omicidio, secondo gli inquirenti, preparato nei minimi dettagli. Le immagini hanno consentito di ricostruire tutti i movimenti di Guadagnuolo. Dopo l'omicidio ha abbandonato l'arma, una 7,65 con matricola Brasa, e bruciato i vestiti, ma ad incastrarlo anche le tracce biologiche e le impronte rinvenute nell'auto della vittima. Dopo essere stato individuato, Guadagnuolo è stato interrogato per ore in caserma. Alla fine ha confessato. Adesso è accusato di omicidio, porto e detenzione e ricettazione di arma clandestina. Un tragico epilogo di una relazione malata, una vicenda simile a molte altre che hanno come sfondo motivi passionali. Appena siamo riusciti a identificare il nome della vittima, grazie anche all'attività di controllo del territorio svolta dalla stazione Carabinieri di San Biase, siamo quasi subito arrivati a individuare l'ambito, e quindi poi anche grazie alla collaborazione di diversi cittadini che hanno messo subito a disposizione i loro impianti di videosorveglianza, che avevano in qualche misura registrato fasi salienti dell'attività preparatoria, del pedinamento e anche della stessa fase esecutiva dell'omicidio, siamo riusciti a stringere il campo su Guadagnuolo Giuseppe, e poi grazie all'attività di esaltazione e rilevamento di un'impronta dattiloscopica sulla macchina alla cui guida era Pino Angelo poco prima di essere ucciso, hanno consentito di trovare la prova certa, anche dal punto di vista scientifico, delle responsabilità del Guadagnuolo. Ancora la cronaca questa volta ci porta a Castrovillari nel Cosentino, dove per raccontarvi di un atto sacrilego compiuto nel piazzale del santuario della Madonna del Castello. Ignoti avrebbero decapitato la statua del bambinello Gesù che la Madonna della Pace e del Castello tiene fra le sue braccia, un gesto che si era già verificato alcuni anni fa. Siamo nel piazzale del Santuario della Madonna del Castello e qui nei giorni scorsi alcuni vandali hanno decapitato il bambinello della Madonna della Pace del santuario. Diciamo che non è la prima volta però. La seconda volta che fanno questo gesto malsano, insomma. Io sottosto già l'ho messa poco fa, ho messo un'altra statua identica, sono convinto che il bene vincerà sul male, quindi l'unica cosa, vorrei sapere chi fossero questi signori, perché magari educarli, cioè capire il motivo, perché telecamere abbiamo, ma io non intendo né denunciarli né niente. Che senso ha, scusami, denunciarli, quando un prete deve correggere questi gesti e fargli capire che sono gesti che non si fanno né umanamente, manco a livello cristiano. Cioè fa tenerezza, cioè un bambino decapitato, e poi da una parte è un segno dei cristiani, no? Quindi offesa anche una bestemmia, cioè un atto blasfemo, che devo dirvi, però dinanzi alla mia rabbia poi è prevalso il perdono e la compassione. Sono un prete, Gesù come avrebbe fatto? Avrebbe condannato oppure perdonati? Ancora la cronaca, questa volta arriva da Vibo con una notizia. I carabinieri hanno scoperto nella frazione Piscopio un immobile in cui è stata trovata una parete su cui era stato impresso un rito di appartenenza all''ndrangheta, oltre all'interno ad aver trovato anche un deposito di armi. A fare la scoperta sono stati i militari del nucleo investigativo e della compagnia di Vibo insieme allo squadrone eliportato cacciatori e agli artificieri. I militari hanno anche arrestato una persona di cui al momento non è stata resa nota alcuna generalità, proprietaria dell'area in cui appunto sorgeva l'immobile. Piscopio in questo periodo è al centro dell'attenzione investigativa perché teatro il 30 settembre scorso di un agguato in cui è stato ucciso un giovane di 21 anni ed è stato ferito un altro ragazzo di 23. Fra le armi sequestrate ci sono un mitra Kalashnikov, 6 fucili di cui 2 a pompe, un altro a canne mozze, una mitragliatrice, una pistola semiautomatica, oltre a 700 cartucce di vario calibro. Ancora una notizia, questa volta arriva da Cosenza, dove i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari un 37enne cosentino accusato di rapina aggravata insieme ad un altro uomo sul quale i militari stanno indagando. Avrebbe minacciato con un coltello il barista del Jimmy Valentine all'interno del River Village, portando via l'intera cassa con 400 euro e all'interno anche un assegno. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca.
È stato assassinato a colpi di pistola l'imprenditore Francesco Cuzzocrea, 61 anni. L'uomo stava lavorando a degli impianti per il consorzio idrico dello Stretto. L'omicidio risalirebbe alla serata di ieri. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, le indagini condotte dai carabinieri di Reggio Calabria. Tragico incidente sulla strada statale 18 a Grisolia nel Cosentino, a perdere la vita un centauro di 66 anni. L'uomo ha perso il controllo della moto uscendo fuori strada e finendo contro una rotatoria. Il 66enne è morto sul colpo. Una barca con 64 migranti a bordo è stata individuata dalla Guardia Costiera tra Bova Marina e Palizzi. L'imbarcazione, con a bordo anche donne e bambini, si è incagliata a pochi metri dalla riva. I migranti iraniani, siriani e iracheni sono stati soccorsi e portati in un centro di prima accoglienza. Si tratta del quarto sbarco nella Locride negli ultimi 8 giorni. Un 70enne è stato denunciato dai carabinieri a Rocca di Neto. L'uomo aveva 47 testuggini di una specie protetta. Gli animali erano tenuti all'interno di una rudimentale porcilaia. Le testuggini sono state sequestrate e affidate in giudiziale custodia al centro recupero animali selvatici di Catanzaro. Gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali riscontrate dai carabinieri e dai NAS in una mensa scolastica nel Catanzarese. Le irregolarità segnalate all'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, che ha disposto la sospensione del servizio di somministrazione dei pasti alla ditta appaltatrice. E a proposito dell'imprenditore ucciso a colpi di arma da fuoco nel Reggino, era stato imputato in alcuni processi di 'ndrangheta Francesco Cuzzocrea, imprenditore edile 61enne, ucciso con alcuni colpi d'arma da fuoco nella serata di ieri nella frazione Rosario Valanidi di Reggio Calabria. In particolare Cuzzocrea era stato coinvolto nei processi Olimpia e Valanidi 1, secondo quanto era emerso da alcune inchieste proprio della DDA di Reggio Calabria. La vittima sarebbe stata contigua alla cosca Ficara Latella. Dopo essere stato titolare di un'impresa edile, Cuzzocrea nell'ultimo periodo era stato dipendente del consorzio di bonifica Basso Ionio Reggino con la qualifica di manovratore. Cambiamo argomento, parliamo di un'iniziativa di solidarietà da parte di un club di motociclisti cosentini che ha consegnato dei doni ai bambini della divisione di pediatria dell'Annunziata di Cosenza. Arrivano tutti insieme, puntualissimi, non è il solito motoraduno. Stavolta, come 12 mesi fa, i motociclisti si sono mossi per uno scopo ben preciso. Hanno risposto all'appello dei No Surrender Cosenza per portare il sorriso ai bambini ospiti del reparto di pediatria dell'Annunziata. La sbarra del piazzale si alza e più di 100 motociclette entrano nell'area del nosocomio. Ci sono le Harley e chopper più particolari, ma anche stradali ed enduro. Tanti hanno voluto partecipare dopo aver apprezzato l'iniziativa avviata lo scorso anno. Siamo tornati e ritorneremo sicuramente per tanti anni. L'iniziativa, come ben sapete, è nata l'anno scorso, questa è la seconda edizione. Si è più che raddoppiato il numero di partecipanti di moto, quest'anno siamo sopra i 120 moto, quindi abbiamo avuto tantissima gente anche da Salerno, da Siderno, è arrivata gente da tutte le parti. Quindi è un evento che a noi ci sta a cuore, come ben avete capito, e lo porteremo avanti finché ce la farò. Ce la faremo noi Surrender. Il furgone dei No Surrender è carico di giochi. Adesso si può entrare per questo Natale fuori stagione che regalerà un po' di gioia a chi è costretto a sottoporsi a cure e terapie. Solo qualche immagine dall'interno dell'ospedale con i motociclisti e il personale delle associazioni Suorene Aiello e Centro Studi San Francesco di Mendicino. Un'esperienza che lascia il segno e fa venire voglia di continuare a impegnarsi. Ci sono stati due momenti che un attimino vedere piangere i genitori quando siamo entrati dentro è stato più che segnare una persona. In quel momento non avevo più neanche le parole per confrontarmi con loro, perché poi non è facile. Cambiamo ancora argomento. Cosenza ha il suo mercato urbano. L'iniziativa è nata grazie alla sinergia fra il Comune e la Coldiretti per distribuire prodotti di qualità a chilometro zero. A Cosenza, grazie alla sinergia tra l'amministrazione comunale e la Coldiretti, è stato inaugurato in piazza Matteotti il mercato urbano, costituito da 20 aziende, espressione delle numerose eccellenze agroalimentari del territorio e appartenenti alla rete di Campagna Amica. È un altro spazio che diventa un luogo di vita, che restituiamo alla città, ai cittadini, per questa idea della città anche della salute e del benessere. Non è solo un mercato
sarà un luogo di incontro, un luogo anche di scambi, fondato ovviamente sulla conoscenza del cibo buono, dei prodotti di eccellenza del nostro territorio, un luogo veramente di cultura, legato alla nostra identità, al nostro territorio, a questa idea della salute e del benessere che può essere di stimolo anche non solo alle persone e ai cittadini ma anche ai ragazzi, e poi anche un luogo di solidarietà. Saranno qui invitati le persone più svantaggiate anche a consumare questi prodotti della nostra terra, potranno farlo anche con un'iniziativa che è rivolta a una sorta di spesa sospesa, cioè chi viene qui a fare la spesa potrà lasciare delle somme anche per chi non ha la possibilità e che quindi potrà poi successivamente consumare questi prodotti. Questo è il mercato più bello d'Italia, così è stato detto, io ne sono orgoglioso, credo che ne saranno orgogliosi anche i cittadini. Il mercato urbano al suo interno è dotato di una saletta destinata alle attività didattiche, di comunicazione e di formazione sul cibo e sarà quindi non solo un luogo di vendita ma anche un luogo di incontri. Finalmente dopo quasi un anno di lavoro siamo riusciti ad aprire il mercato urbano di Campagna Amica perché l'abbiamo voluto in centro città, un mercato che non sarà prettamente un mercato ma un luogo di ritrovo, un luogo di famiglia, aperto soprattutto nei giorni di sabato e domenica proprio per permettere alle famiglie di venire qua, assaggiare, mangiare, fare dei corsi, perché raggruppa un po' tutto questo. Cambiamo ancora argomento, il vulcanologo De Ritis ospite alle Terme Lunigiane, l'esperto indaga proprio sulla relazione fra il nuovo complesso vulcanico scoperto nelle acque del Mar Tirreno e le Terme Lunigiane. C'è un legame tra le Terme Lunigiane e il complesso vulcanico Diamante Notrio Ovidio Scalea scoperto recentemente a pochi chilometri dalla costa tirrenica cosentina? Riccardo De Ritis dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, primo firmatario della ricerca, non lo esclude. De Ritis, accompagnato dal consulente scientifico delle Terme Lunigiane Sergio Mazzulla, ha effettuato un sopralluogo alle sorgenti delle terme, alle vasche di preparazione dei fanghi e delle alghe, allo scarico delle acque nel fiume Bagni, poi la visita nel punto più alto del paese di Guardia Piemontese per una visione d'insieme. Non è soltanto un complesso vulcanico, ma è un complesso vulcanico intrusivo, ossia esistono delle apofisi, chiamiamolo impropriamente, di magma che vanno anche più vicino alla costa rispetto agli edifici stessi e che con il loro calore potrebbero aver alimentato il calore di queste terme. Il professor De Ritis ha illustrato la ricerca sul complesso vulcanico sottomarino in attivo nel corso di un seminario promosso dalle Terme Lunigiane, dall'Associazione Internazionale Amici dell'Università della Calabria e dell'Umpli Cosenza, un lavoro che ha posto degli interrogativi proprio sul rapporto fra il complesso vulcanico sottomarino e le Terme Lunigiane nella sua estensione territoriale. Io credo che un'analisi di dettaglio sia importante, un progetto di studio sia importante. Adesso ci spostiamo a Vibo Valentia, esattamente nella frazione di Piscopio, tristemente nota per i recenti episodi di violenza, per parlare invece adesso di educazione alla legalità. Come instillare il senso di legalità in una società che spesso si sente soggiogata da una criminalità incombente ed organizzata? D'accordo con Libera, a Piscopio, frazione popolosa di Vibo Valentia che le pagine di cronaca purtroppo conoscono bene, si è pensato di andare all'origine, ovvero coinvolgere i più piccoli partendo dall'asilo nido per arrivare ai ragazzi della scuola media, passando per quelli delle elementari. Un lavoro complesso di educazione alla legalità con l'obiettivo di infondere quei necessari, sani principi nelle giovani menti non ancora condizionate dal sentire comune. L'idea è stata questa, di ridare vita ai bambini che sono stati citati nel libro di Bruno Palermo, attraverso le farfalle che ricordano i loro nomi, attraverso questa memoria noi non li dimenticheremo mai. E il percorso parte dalla scelta di parole come legalità, cultura, libertà, che sono le parole fondamentali per il loro futuro. Questa è l'idea del murales, questa è l'idea di scuola che i ragazzi volevano portare avanti. Dentro le lettere della parola futuro ci sono tutti i loro sogni che costituiscono le speranze per il nostro futuro. La scuola in questa realtà spesso rimane l'unico presidio di legalità ed è considerata dalla comunità e dai ragazzi stessi una seconda casa, un punto di riferimento dove loro si possano sentire accolti e dove possano apprendere
segnali positivi e esempi positivi di vita, dove possono sapere di avere delle opportunità, dove comprendono che attraverso lo studio e la cultura si gioca la loro partita con la vita, nella possibilità di scegliere liberamente chi essere e come diventare cittadini veramente attivi e responsabili. Parliamo adesso di calcio con le ultimissime novità, perché Gianluca Grassadonia, il sostituto di Gaetano Auteri, chiamato a risollevare le sorti del Catanzaro Calcio. Per il tecnico un contratto fino a giugno con opzione per il rinnovo. Sarà Gianluca Grassadonia a guidare il nuovo corso del Catanzaro, lo fa sapere il presidente Floriano Noto, che ha convocato la stampa dopo aver deciso l'esonero del tecnico Gaetano Auteri. A Grassadonia la società giallorossa ha proposto un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo. Grassadonia sa qual è il nostro obiettivo in maniera chiara, chiaramente, come ho detto prima, è stato dato mandato fino a giugno con possibilità di proseguire ad allenare l'anno prossimo in caso di Serie B, e quindi per noi permangono gli stessi obiettivi di prima e cerchiamo di raggiungerli. Ora stiamo tutti uniti perché i ragazzi hanno bisogno di tranquillità, non a caso noi abbiamo continuato questo ritiro sine die fino alla partita di Bari, e lavoreremo a porte chiuse per evitare, che i ragazzi lavorino tranquilli, insomma non è tanto una scortesia nei confronti dei tifosi, però ci capiscono perfettamente che c'è una situazione che i ragazzi vogliono tranquillità, come è normale che sia, e quindi andiamo a Bari per vincere. Gli ultimi risultati non hanno soddisfatto i vertici giallorossi, che hanno maturato la decisione dopo la sconfitta interna con il Potenza, anche per dare un segnale a squadra e ambiente. La decisione la società l'ha presa per dare una svolta anche con i ragazzi, per metterli di fronte alle proprie responsabilità e cercare di avere una reazione rispetto alla partita di domenica scorsa, che è stata una partita di ieri che veramente non mi è piaciuta proprio. Neanche il tempo di rifiatare che mercoledì si torna in campo per una sfida difficile in trasferta a Bari. Quando si cambia allenatore è chiaro che si responsabilizza maggiormente la rosa dei calciatori, perché di fronte a un nuovo allenatore, un allenatore che ha già allenato questi ragazzi, parte di questi ragazzi, non c'è nessun motivo per non impegnarsi e dare l'anima per la squadra, per i colori, per la società, per tutto quello che rappresenta il Catanzaro Calcio. E il mio impegno è quello della squadra, ha detto Grassadonia, che è diretto oggi proprio il primo allenamento in vista della trasferta di mercoledì a Bari. Sarà massimo per cercare di fare bene, raggiungendo gli obiettivi che si è prefissata la società. La squadra deve trovare serenità e autostima dal punto di vista mentale. Si tratta del resto di un gruppo che è in grado di giocarsela con tutti. Queste le prime parole di Gianluca Grassadonia. Adesso torniamo alle gare disputate ieri, iniziamo dalla Serie B con il Crotone per poi arrivare alle calabresi di Serie C. Non è bastato al Crotone comandare il gioco all'Arena Garibaldi per tornare con i 3 punti in Calabria. Che la gara sarebbe stata dura l'aveva detto Giovanni Stroppa in conferenza stampa, avvisando i suoi sulle insidie che puntualmente i toscani hanno creato. I rossoblù sono riusciti a imporre il proprio gioco, costringendo i nerazzurri a difendersi dagli attacchi ispirati da Benali e Barberis e dai ripetuti tentativi di Messias, inarrestabile nell'1 contro 1 e pericolo costante per i padroni di casa, bravi però a insidiare la porta di Cordaz con la deviazione ravvicinata di Masucci e poi, sugli sviluppi di un corner battuto da Pinato, a siglare la rete del vantaggio con De Vitis, bucato a centro area tra tante maglie pitagoriche. L'occasione per pareggiare l'inatteso svantaggio il Crotone l'ha avuta e come. Sull'assist di Mazzotta, Simi ha tentato il tap-in, trovando l'opposizione di Gori. La palla ha danzato per interminabili secondi sulla linea di porta, ma nel batti e ribatti hanno avuto la meglio i difensori toscani evitando il gol. La squadra di Stroppa ha continuato a pressare e il Pisa ha faticato tantissimo ad alzare il baricentro e allontanare i pericoli nell'area di rigore. Nonostante ciò, la migliore occasione all'ora di gioco è capitata sul destro di Gusher, che ha preso la mira e sfiorato l'incrocio. Il pareggio è stato propiziato da un cross di Mazzotta respinto corto da Gori. Golenic ci ha messo la testa spingendo la palla in rete. Lo stesso Gori protagonista in positivo nel forcing finale dei rossoblù, decisi a vincere l'incontro nonostante l'espulsione di Gigliotti per la gomitata rifilata a Marconi. Reattivo l'estremo difensore nerazzurro sulle conclusioni di Mazzotta, servito di tacco da Benali, e Messias, che a 6 minuti dal termine ha anche colto un palo al termine di un altro pregevole spunto.
Arriva anche la vittoria esterna per la Reggina, che vince il confronto forse più difficile contro il Monopoli e resta incollata al Potenza. Gli Amaranto di Toscano, con Denis in campo dal primo minuto, partono bene e giocano con personalità, mantenendo costantemente il pallino fino al rigore conquistato da Corazza, frenato da Ferrara e trasformato da Bellomo, bravo a spiazzare Menegatti. Ed ecco la reazione del Monopoli, entrato in partita proprio dopo il gol subito e capace di pareggiare con Carriero dal tiro da 20 metri. Nella ripresa il nuovo sorpasso, sempre su rigore, concesso anche questa volta per l'aggancio su Corazza da parte però di Giorno, dal dischetto proprio il bomber, salito ormai a 8 reti. Catanzaro perde in casa e saluta Gaetano Teri. In avvio di gara il Potenza ha una duplice grande occasione con Murano e Ferrimarini, ma la difesa giallorossa si salva. Poi entrano in scena i padroni di casa che sprecano alcune ghiotte occasioni, l'Acquiniti da con Fischnaller e colpiscono una traversa con Celiento, ma sul più bello arriva il vantaggio del Potenza che va a segno con Ferrimarini. Subito dopo la reazione del Catanzaro che prosegue nella ripresa, Canutè è il più attivo ma manca di lucidità, gli ospiti chiudono ogni spazio e raddoppiano con Ricci chiudendo il match e determinando l'esonero del tecnico giallorosso. Dalla sonora sconfitta di Francavilla alla goleada sul Catania, la Vibonese mostra il lato migliore e inguaia i siciliani rifilando una pesante cinquina agli uomini di Camplone. Bernardotto apre le marcature, servito da Bubas dopo soli 3 minuti. Prima della mezz'ora raddoppia Pugliese con un tiro cross che sorprende Furlan. Nel secondo tempo la seconda rete di Bernardotto e il 4-0 siglato da Bubas che segna la sua 6ª rete sul calcio di rigore. Nel finale gloria anche per il neoentrato Allegretti per il mortificante 5-0. Nell'anticipo di sabato il Rende sprofonda perdendo 6-1 a Viterbo. Al vantaggio di Atanasov risponde Vivacqua sul calcio di rigore. Poi i laziali prendono il largo. Sibilia, la doppietta di Tuncarà, Berziccheri e Simonelli infieriscono sui biancorossi che restano da soli all'ultimo posto in classifica. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una corposa goccia fredda stazionerà diversi giorni tra la penisola iberica e il Mediterraneo occidentale, veicolando correnti umide e piovose sul nord-ovest dell'Italia e correnti calde e asciutte sul centro-sud peninsulare. Avremo quindi una buona parte di settimana decisamente mite, a tratti calda durante le ore centrali della giornata. Domani cielo generalmente sereno ovunque, temperature stazionarie oltre i valori normali del periodo. Domani Tirreno calmo o quasi calmo sul settore cosentino e su quello vibonese e reggino. Poco mosso il golfo di Santa Eufemia con venti tra deboli e moderati da est. Lo Ionio si presenterà calmo il golfo di Taranto, poco mosso il settore crotonese, catanzarese e reggino per venti tra deboli e moderati da nord-est. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.